Ho gli occhi bendati. Sto supino nel letto, col torso immobile, col capo riverso, un poco più basso dei piedi. Sollevo leggermente le ginocchia per dare inclinazione alla tavoletta che v'è posata. Scrivo sopra una stretta lista di carta che contiene una riga. Ho tra le dita un lapis scorrevole. Il pollice e il medio della mano destra, poggiati sugli orli della lista, la fanno scorrere via via che la parola è scritta. Sento con l'ultima falange del mignolo destro l'orlo di sotto e me ne servo come d'una guida per conservare la dirittura. I gomiti sono fermi contro i miei fianchi. Cerco di dare al movimento delle mani una estrema leggerezza, in modo che il loro giuoco non oltrepassi l'articolazione del polso, che nessun tremito si trasmetta al capo fasciato. La difficoltà non è nella prima riga, ma nella seconda e nelle seguenti. Allora mi venne nella memoria la maniera delle sibille che scrivevano la sentenza breve sulle foglie disperse al vento del fato. Bacchis, stamane mi sono svegliato tra le braccia della musica. È strano. Oggi non sono se non un poeta. Invano. Sarai libera, con tutte le comodità. Io non verrò alla tua porta se tu non mi chiamerai. E verrò umilmente, castamente, come si conviene a un povero vecchio priore che non aspira se non a baciare Santa Muriella e ad adorare Santa Pentella in nuvole di profumo. Vieni, vieni, ti supplico, voglio. È strano. Oggi non sono se non un poeta. È certo un giorno di grandi omissioni. Carissimo amico, ti ringrazio moltissimo per gli squisiti frutti canditi, per la buona cioccolata e soprattutto per il tuo gentile pensiero. Queste nozze mi danno una quantità di noie. Ora Silvio Montanarella è agli arresti per 10 giorni e devo intervenire presso l'ammiraglio, eccetera, eccetera, eccetera. Cara piccola, stanotte ho pensato a San Vitale. Per consolare la dormigliosa mando qualche delicatezza. Per quale viaggio potremmo partire? Venturina si metta la sua parrucca bianca e andiamo sul Brenta, dove ci aspetta una fête galante in una villa su cui stanotte è caduta una bomba carica di cipria. A dolce amara dalle belle mani e dagli occhi di pietra Venturina, più della sera e men della mattina, più di ieri e meno di domani. Gli uccelli impagliati, la volpe, la donnola, il riccio mi hanno fatto oneste accoglienze. Anche io sono di continuo tormentato dalla nostalgia della musica di San Vidal. Quando avrò il premio della fatica e del rischio? E poi la vittoria crudele che recide tante cose vive e lascia me malvivo. Buongiorno, cara gnoccoletta. Vieni dunque, me l'hai promesso. Domani sarà finito un appartamento delizioso con un bagno di marmo senese e di mosaico. Rompere un'abitudine è duro, ma bisogna. Forse verso sera il mio corpo galleggerà presso la riva di San Vidal. Una prece, Gabri Gabri. Pentella mi ha confidato che dà perfettamente ragione al suo amico che borbotta. Anche lei è indignata contro la signora del terzo piano e le rimprovera continuamente di averlo lasciato partire. Ma la signora del terzo piano ne attribuisce la colpa a Pentella e tutte e due sono talmente esasperate che non vogliono neppure vedersi. Renata dice che sono dimagrita. È il desiderio, la nostalgia di te. Eri la rosa
della mia guerra e ti scogli all'improvviso e cadi. C'erano circa 30 persone. Si fece anche della musica. Povera dolce piccola, che ha concessa la sua amicizia di fiore a un amico tanto increscioso e turbolento. Eri la rosa della mia guerra, il premio del mio combattimento. Dovevo dirti addio precipitando in fiamme da un cielo solitario sul mare o nel crepaccio d'un monte. Mio Gabri, bisognerebbe che tu non corrispondessi con me se non per mezzo di rose bianche, come stamani. Io sono solo e smarrito senza gli amici di San Vidal. Ora mi sembra di essere un ingombro serale. Mi dispiace molto che da tante sere non ti vediamo a San Vidal. Spero che tu possa venire a pranzo domani sera. Sono lietissimo delle buone nuove di Francia, Ugo. Sono passato sotto il balcone a mezzogiorno e mezzo. Speravo di veder risplendere il bel viso per qualche attimo, ma la piccola a quell'ora era a tavola. Mio amore, mio amore, mio amore, grazie per il Debussy. Lo studierò. E se ora Niviola entrasse sui suoi piedi arcuati? Entra il mio caporale per dirmi che il rancio è pieno di mosche. Gli do un barattolo di marmellata. Se tu sapessi quanto mi annoio a dover racimolare vestiti, cappelli, scarpe, calze in questa provincialissima Venezia. Quando chiudo gli occhi ti vedo davanti a me, vedo la tua bocca che mi piace tanto e tutto il resto. Cara Venturina, buongiorno. Domani sera giovedì la Piavolazza con papà e Ugo non vorrebbe venire a pranzo alla Casa Rossa per scriabinare dopo? Sì? Ero stato una minima parte della battaglia, io che vorrei essere tutta la battaglia. Rompere un'abitudine è duro, ma bisogna. Ho una gran paura che la gnoccoletta faccia un pasticcio, perciò le consiglio di consultare Renata, che forse è gnoccola anch'essa. Mi piacerebbe di andare con l'antilope in un giardino. L'anima infantile di Venturina sarà consolata da un altro giocattolo, con una facilità di cui ella medesima sarà stupita. Ti assicuro che le serate non sono molto gaie per Ugo. Io sono sempre triste e certamente poco divertente. Piccola cara, so un collo bianco che ieri sera si inclinava nell'ombra, secondo che i 3 tempi del passapiede di Claudio. Stamani non l'ho più trovato. Com'era graziosa la piccola con la sua testaccia legata dalle trecce lisce. Gabri, Gabri. Buongiorno e ancora una volta buon anno, Rosa Rosarum, è latino. Spero che la sbornietta di ieri sera sia passata con un profondo sonno e che Dolce Amara abbia riacquistato l'uso delle gambe, probabilmente belle. La morte supera di ostinazione Venturina, che è tutto dire. E se ora Nidiola entrasse sui suoi piedi arcuati, allora le pareti fiorirebbero come siepi a primavera. Ero la rosa della tua guerra e mi sfoglio all'improvviso e cado. Ero la rosa della tua guerra, il premio al tuo combattimento.